È importante perché i ragazzi, soprattutto quelli giovani, sottovalutano il problema della sicurezza. E vedo perché io qui ho varie generazioni di ragazzi che vengono, sono qui dal 90. Lo siamo un po' anche noi adulti a volte, perché vabbè, si dice vabbè, tanto per fare 2 chilometri. Qui alla Bottega del Gelato di Catena di Villorba da oggi, entrando in negozio, ci si imbatte in questi pezzi di ferraglia. Sono rottami di auto incidentate, ciò che è rimasto di un'auto dopo un incidente. Poco più in là questo pezzo è esposto da Miscatena, un locale, lo si vede subito entrando sulla destra. È importante stare attenti quando si guida, quindi non portare attenzione al telefonino, non mettersi in macchina ubriachi. Questa è l'iniziativa, insomma, che secondo me è molto bella e noi ci siamo messi a disposizione. Sono 31 le attività commerciali che hanno aderito al nuovo progetto di sicurezza stradale Qui siamo da Nonno Andrea. Un impegno concreto che vede diversi attori in campo: il comune di Villorba, il distretto del commercio di Villorba, Qualitas Vite e il tavolo della sicurezza stradale della provincia di Treviso. Proprio ieri sera alle 22 è successo un brutto incidente, per fortuna non grave, però brutto, nella Postume Romana, nella rotatoria qui a Villorba. Una macchina non si è accorta della rotatoria e praticamente è volata. Sensibilizzare la popolazione e la cittadinanza perché il negozio sempre di più deve diventare un presidio del territorio, un elemento di comunicazione forte che amplifica dei messaggi. Il negozio di prossimità è importante. Una vecchia Ferrari 250 GTO congelata, l'immagine scelta per la locandina, il monito a rallentare, dunque a stare attenti. Noi diciamo sempre ai ragazzi: quando salite in macchina il telefonino va messo dietro su una tasca e anche possa suonare ma non va toccato assolutamente. Ai ragazzi insegniamo anche un'altra cosa fondamentale: la visione lontana, guardare sempre avanti 100-150 metri davanti a loro, perché in questo modo hanno lo spazio-tempo per reagire e ce la fanno. L'allestimento delle vetrine è avvenuto in questi giorni e rimarrà fino a Pasqua. Sabato 5 aprile si svolgerà la sfilata di auto storiche e sarà l'occasione per promuovere ancora una volta la campagna sulla sicurezza stradale.